L'aspetto finanziario rimane uno dei nodi cruciali per le imprese trevigiane. Per cercare di facilitare l'accesso al credito, Unindustria e Veneto Banca hanno siglato un'apposita convenzione. L'Istituto Montebellunese metterà a disposizione delle aziende iscritte all'associazione industriale uno stanziamento di 50 milioni di euro per prestiti a tassi agevolati. Di queste risorse, circa 20 milioni arriveranno direttamente dalla banca per sostenere esigenze di liquidità. Ogni azienda potrà richiedere al massimo 500.000 euro, elevabili fino a 750.000 in particolari condizioni. Altri 30 milioni, invece, tramite le due società specializzate del gruppo, saranno suddivise tra factor, ovvero l'acquisizione da parte della banca dei crediti vantati dall'impresa e non incassati, e leasing. Nel 2012 290 ditte hanno utilizzato le convenzioni stipulate da Unindustria con il mondo bancario per un valore complessivo erogato di circa 40 milioni di euro e con l'86% delle richieste accolto. Questa nuova intesa punta a dare un ulteriore aiuto, anche se Alessandro Vardanega, presidente di Unindustria Treviso, non si nasconde come permangano difficoltà. Non diciamo che grazie alla convenzione tutte le imprese riescano ad ottenere i finanziamenti, però il tema dell'accesso al credito rimane molto delicato perché c'è un problema di tempi, c'è un problema di indisponibilità di risorse, c'è un problema di capitale delle banche, perché il peccato originale è rappresentato dal fatto che le banche hanno un capitale molto basso e per ogni euro di prestiti alle imprese le banche devono accantonare una frazione di capitale. Se il capitale è basso si possono fare pochi impieghi, allora il problema è qui. Quindi l'attivazione di nuovi strumenti, non solo di nuove risorse, ma di nuovi strumenti, va proprio anche nella direzione di ricercare forme alternative di finanziamento rispetto al canale bancario. E di qui la convenzione di oggi. Unindustria compirà una prima valutazione del merito creditizio. In questo modo la risposta alla domanda di prestito potrà arrivare più rapidamente. Da Veneto Banca promettono non oltre 30 giorni, ma soprattutto grazie alla convenzione potranno essere finanziate anche aziende altrimenti escluse. Enrico Baretta, direttore Nord-Est per Veneto Banca. Ci sono aziende che stanno trovando soluzioni veramente eccezionali, magari hanno una tensione finanziaria momentanea, ma hanno un portafoglio ordini eccellente e che ha anche tutte delle ottime prospettive per uno sviluppo ulteriore, per cui su queste aziende vale la pena di investire e trovare la loro soluzione che andrà al di là della crisi, le vedrà